In attesa di conoscere il nome del commissario e di conseguenza la data in cui i veneziani saranno chiamati alle urne, c'è fermento anche nelle varie municipalità che sono in attesa di conoscere la loro sorte, anche se al momento tutto sembra fermo. Pare che rimangano le municipalità, questo diciamo sia la segreteria generale del comune sia la direzione generale del comune ne è abbastanza certa, però il tutto è demandato comunque alla figura del commissario che deciderà anche in merito all'esistenza o meno ancora delle attuali municipalità. Dunque non dovrebbe cambiare nulla per le municipalità, ma anche questo dipende dal commissario. Tutto è nelle sue mani, in particolare il bilancio 2014 che determinerà anche la realizzazione del MOF e della piscina in Via delle Macchine, progetto approvato nell'ultimo Consiglio Comunale, ma che ha bisogno di un passo in più per procedere. Tutto è comunque subordinato al fatto che nel preparare il bilancio del 2014 si trovano le risorse necessarie. Per quel che ci riguarda noi abbiamo dato parere favorevole all'unanimità a tutto il progetto e il disegno appunto di portare il MOF in zona industriale e anche di realizzare la piscina, però c'è un altro passaggio importante che è questa, la verifica delle disponibilità e delle risorse finanziarie per realizzare questo intervento.